fuori di Sergio, si è rivelata per quello che era, molteplice, variegata, sarda, africana, araba ed ebrea. Poi si inventava un sacco di cose, la bomba cecoslovacca, Carluccio che sembra una lumaca. L'ho sposato per allegria. Grazie a tutti. Sono felice di questa giornata intera dedicata a Sergio, al suo ricordo che non è il ricordo morto nel buio della notte, ma è sempre molto vivo. Questa foto di stamattina è stata una cosa molto simpatica, che fissa in una immagine un po' tutti coloro che l'hanno letto e scrivono, soprattutto gli scrittori. E poi questa serata qui al Teatro Massimo, in cui ogni scrittore ha scelto e ha interpretato dei passi dai vari libri di Sergio, qualcuno dedicando addirittura qualcosa di originale, una filastrocca, una lettera, un potpourri di cose pensate, scritte e fatte amalgamare. Sono molto contenta solo per questo omaggio, questo tributo e soprattutto perché Sergio voleva fare un grande dispetto ai nuragici, alla civiltà nuragica che non ha lasciato una riga, non ci ha lasciato uno scritto e quindi diceva dobbiamo scrivere tutti quanti e raccontare ogni paese, ogni strada delle città, ogni montagna, ogni profumo, ogni sensazione di questa nostra terra che loro non ci hanno voluto raccontare e noi ce la inventeremo tutta quanta. Intanto ringraziare l'Associazione Liberos per la giornata di oggi, che penso che ricordi anche a noi istituzioni che questo è un anno importante e che quindi non deve rimanere l'evento isolato, ma deve essere una reale apertura di un anno in cui tutti ci impegniamo. Oggi è stata una serata inaspettata e come tutte le cose organizzate, dicevano l'associazione Liberos e gli organizzatori, in 3 giorni e 3 notti, credo che sia stata una degna apertura di quest'anno. Una ricorrenza importante, il 20ennale della scomparsa di una grandissima voce che per fortuna continua ancora a risuonare dalle pagine dei libri, nei teatri, nelle scuole. E dicevo è stata un bel modo per iniziare un anno e per ricordare anche a noi istituzioni, penso di poter parlare anche a nome delle altre istituzioni pubbliche, che quest'anno si devono incrociare diverse voci in un ricordo corale di una figura importantissima non solo per la letteratura, ma anche come tutti gli intellettuali impegnati dell'epoca di Sergio Azzeni, una figura che è stata capace di raccontare anche quello che si pensava non si potesse e non si dovesse raccontare e di indicarci anche soluzioni, prospettive e di metterci anche in guardia. Sergio Azzeni è una figura che ha fatto dell'ibridismo, del meticciato un valore, traducendolo anche nelle sue opere con l'uso appunto di un plurilinguismo e di una coralità quasi bactiniana, vorrei dire, di plurivocità quasi bactiniana. Un grande amore per la propria città ci ricorda che Cagliari è una città di incroci, una città fatta di stratificazioni millenarie e forse non ce lo dobbiamo mai dimenticare, riprendendo un po' un ruolo di crocevia. Noi, gli sbandati, i fuori dal mondo che rifiutavano sia la guerriglia urbana che il ritorno alle grandi, i figli dei fiori, i poeti, i rimbambiti, i pazzi, gli spaventati dalla velocità della storia e della tecnica dell'assoluta assenza di guidatore, e quelli come me, che non sapevano che fare di se stessi e cercavano motivi per vivere, rimasugli di una generazione che ha tentato di cambiare il mondo perché sapeva che fa schifo, ma non sapeva che lo schifo ha costruito in millenni strutture solidissime di resistenza, le ha costruite con piramidi di sacrificati, le ha costruite anche nelle nostre anime. Guardavamo occhi aperti e spaventati un mondo che non ci apparteneva. Io ho amato tantissimo la figura di Sergio Azzeni, sono
non solo una sua appassionata lettrice, ma una sua debitrice, perché Sergio Atzeni, mi è capitato di dirlo più volte, Sergio Atzeni ha salvato pezzi della mia giovinezza, in particolare il suo libro Il quinto passo è l'addio, che ha significato tantissimo per me, e poi leggendolo più tardi, diciamo al di fuori dell'emotività del momento, è uno spaccato incredibile di quella generazione e dell'inquietudine che forse attraversa tutte le generazioni giovanili della Sardegna. La serata di oggi è un regalo che Liberos e tutti gli scrittori e le organizzazioni che hanno collaborato hanno regalato alla città di Cagliari, alla regione e anche alla memoria di Sergio Atzeni. E tra l'altro questa collaborazione dimostra quanta vitalità ci sia nella scena culturale e letteraria sarda ed è di buon auspicio per quello che questa regione può fare e può dare. Si porta hermano, ma da mano e penso che Gallo non siete stato, cioè non si siete entrato veramente a fondo sopra sua. Penso che siete Gallo un scrittore di scoprire in preno, come ti date a meritare l'opera. Penso che abbiate scritto Meda, Paris, però si conoscono mascamente 2 o 3 titoli di questo, il resto è un pacco Gallo tutto a parer mio, ha bisogno di rivalutare. Io che batta me da movimenti di scrittura, di pittura, mascamente batta un montone giovane, bravissimo pittore, batta me da musicista, mascamente di arte figurativa, pittori, scultori giovani che sovviene che hanno me da talento e sono sicuro che questo sul tiro Carcano a venire fuori veramente bene. Se usinno che poi te Marco De Sogus, che è un fotografo, ha tenuto un'idea macca, l'idea di fotografare a tutti i scrittori sardi. Isso queria porre in pari a tutta questa generazione di scrittori schideneus, è un momento storico particolare, fino a che invanta battere questo mengiano in questa fotografia che era passata questa storia. Torrau grazie a Marco De Sogus che ha creato organizzare questa cosa Paris con Liberos e questa associazione che pone in pari tutti i scritti ballanti su libri in Sardegna, editori, scrittori, bibliotecas, librerias, associazioni. Abbiamo approfittato di questo momento per aumentare a Sergio Atzeni che hanno 20 anni che non ha lasciato.